Un giorno triste per Malcontenta che piange i coniugi Busso. Gianni e Gina, 72 e 65 anni, se ne vanno insieme, così come hanno vissuto, insieme. Ed è questa la parola che riecheggia tra la commozione di conoscenti e familiari che lasciano una dedica, un saluto, un segno di condivisione, come i rappresentanti delle due amministrazioni, Mira e Venezia, presenti per rendere più concreto quel gesto di vicinanza per un'intera famiglia che è stata distrutta dal Covid e che è diventata nel dolore un simbolo dell'unione. Gina e Gianni hanno costruito una famiglia insieme a Marghera, sul lavoratore, hanno consacrato lì il loro amore davanti al Signore e partendo insieme hanno sempre costruito insieme. E nelle parole di Don Alessandro, parroco della chiesa di Sant'Ilario che ha celebrato l'omelia, non poteva mancare il ricordo della recente perdita di Ivan Busso, falconiere 42enne, figlio di Gianni e Gina, anche lui sconfitto dal Covid pochi giorni prima dei suoi genitori. Io ho conosciuto Ivan, allora mi è venuto quasi spontaneo pensare che dal figlio, che è il frutto, siano anche i genitori, quindi ho detto proprio che sono fratelli di tutti. Il loro essere insieme con gli altri, con tutti, fare festa insieme, stare insieme, pesca, la caccia, le cabane che ci sono qui nel nostro territorio erano un pretesto per trovarsi insieme e la vostra presenza numerosa segna proprio questa amicizia. L'amicizia di cui qui a Malcontenta tutti coloro che li hanno conosciuti hanno potuto godere e che oggi manifestano ad Alex, straziato dal dolore per aver perso fratello e genitori nell'arco di pochi giorni. Ci siamo, il messaggio silenzioso che trasforma lo shock nella speranza di una comunità che da un sagrato pieno e commosso intende ripartire insieme.